Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Centrato in volto da 2 proiettili sparati da distanza ravvicinata, ucciso a Favara nell'Agrigentino un 69enne, titolare di una rivendita di auto, diversi colpi di pistola esplosi contro la vittima, l'agguato richiama le esecuzioni mafiose. Giornata di incidenti gravi in Sicilia. Catania e Capodorlando nel Messinese perdono la vita rispettivamente un giovane schiacciato da un camion e un imprenditore di 60 anni, un ferito grave a Riposto. Una dolce attesa macchiata dalle violenze subite, picchiate dai rispettivi compagni 2 donne incinte nel Palermitano e a Catania, entrambe salvate da una chiamata al 112. È bufera nel mondo della scuola in Sicilia, previsti tagli che faranno saltare 95 istituti a Palermo e Catania, 19 scuole in meno entro fine anno, il piano definitivo. Un italiano su 2 andrà in vacanza nel lungo ponte dell'Immacolata. Catania è la seconda meta preferita dai turisti. Ficarra e Picone scelgono Catania, dove sono state girate molte scene, per la prima nazionale di Santo Cielo, il loro nuovo film dal 14 dicembre nelle sale. Calcio, sabato al San Filippo il derby Messina-Catania, i giallorossi inseguono un risultato positivo per la corsa salvezza, i rossazzurri vogliono riprendere la corsa verso i piani alti. Ancora ben trovati, omicidio questa mattina a Favara, nell'Agrigentino. Un 69enne, Francesco Simone, è stato ucciso nella sua casa di campagna mentre era intento a lavorare su un appezzamento di terreno. Al vaglio le immagini delle telecamere per verificare se hanno immortalato il killer. Sentiamo Davide Sardo. Sono stati 4 i colpi di pistola a distanza ravvicinata a uccidere Francesco Simone, 69 anni, titolare di una rivendita di automobili a Favara, grosso centro in provincia di Agrigento. Almeno 2 proiettili l'hanno centrato in faccia. Ha fatto la fine dei boss, almeno così sembra simboleggiare la dinamica dell'agguato avvenuto stamattina in contrada Poggio Muto, nella zona cosiddetta Crocca. L'uomo è stato assassinato mentre era intento a lavorare su un appezzamento di terreno recintato della sua casa di campagna che frequentava quasi ogni giorno. Il sicario o i sicari hanno dunque agito all'interno dell'area di pertinenza dell'abitazione estiva. Francesco Simone è stato ritrovato riverso per terra da un familiare che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il sostituto procuratore Maria Cifalinò. Immediatamente sono scattate le indagini. Dei vecchi fascicoli intestati all'uomo, prontamente riportati alla luce dei carabinieri, sono emersi diversi precedenti penali e di polizia per stupefacenti e reati contro il patrimonio, ma nulla di particolarmente significativo. La vittima si occupava di compravendita di auto attraverso una società, la Sido Car, intestata al figlio. Gli investigatori stanno interrogando amici e parenti dell'uomo per capire cosa e perché è avvenuto il delitto. Nei pressi della zona dove è stato ucciso il 69enne vi sarebbero delle telecamere di videosorveglianza, adesso al setaccio degli inquirenti. Intanto l'autopsia, che sarà effettuata a breve, sarà di aiuto alle indagini, fornendo i primi dati certi sul delitto. L'auto di Francesco Simone, parcheggiata vicino alla casa di campagna, è stata sequestrata. È stata una giornata davvero grave per quanto riguarda gli incidenti, non solo sulle strade in Sicilia. Ci fa il punto di questa brutta giornata dove peraltro hanno perso la vita 2 persone. Adelaide Barbagallo. Giornata funestata da diversi incidenti, tutti causati da mezzi pesanti, 2 mortali. A Catania ha perso la vita un uomo di 49 anni in un parcheggio privato della ditta Catrini in via Martiri delle Foibe. L'uomo è rimasto incastrato tra un autocarro e un rimorchio. Aveva parcheggiato la sua piccola utilitaria e stava procedendo a piedi quando l'autocarro che vediamo in queste immagini si è mosso, prendendolo in pieno e schiacciandolo contro un rimorchio. Agghiacciante la scena, una volta disincastrato l'uomo è crollato a terra. Il 49enne è stato immediatamente trasportato in codice rosso al policlinico, ma troppo gravi le sue condizioni. Questo è il punto dove l'autocarro lo ha centrato. Sotto shock il guidatore del mezzo pesante, che è stato trasportato al San Marco. A Capodorlando, nei pressi del viadotto Milio, in uno scontro frontale con un camion, è morto l'imprenditore Carmelo Masi, 60 anni, residente a Brolo. L'uomo era alla guida della sua Audi, al suo fianco la moglie, quando il mezzo pesante che viaggiava in direzione Palermo-Messina ha perso il controllo ed è finito su alcune auto
nella corsia opposta, centrando in pieno quella di Masi, che è morto sul colpo. La moglie è stata trasportata in codice rosso in ospedale a Messina ed è in gravi condizioni. Altro incidente a Riposto, dove un operaio di 56 anni della ditta Impregilo è stato investito da un camion mentre era al lavoro nel centro comunale di raccolta dei rifiuti. Apparso subito in condizioni preoccupanti, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato in gravi condizioni. Schiaffi e pugni verso le compagne in gravidanza, ancora violenza sulle donne. 2 episodi molto simili sono accaduti a Roccapalumba in provincia di Palermo, ma anche a Catania. Marco Gullà. Ancora maltrattamenti, ancora violenza sulle donne, 2 storie molto simili. La prima arriva da Roccapalumba nel palermitano. Un uomo ha continuato a maltrattare la compagna in stato di gravidanza e i carabinieri della compagnia di Carafreddi lo hanno arrestato. Le indagini sono scattate dopo la drammatica richiesta di aiuto della donna di Roccapalumba, la centrale operativa. L'operatore, sentendo le urla della vittima, ha inviato d'urgenza una gazzella del radiomobile, personale sanitario. I militari hanno fornito quindi il primo intervento, soccorrendo la donna, che è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese. Per fortuna il bimbo in grembo sta bene. I militari della stazione hanno ricostruito l'aggressione, soprattutto i soprusi e le minacce subite negli anni dalla donna. L'uomo ha 46 anni. Un'altra storia di maltrattamenti verso la compagna arriva da Catania. Anche qui la donna è in gravidanza e ha raccontato tutto alla sala operativa dei carabinieri, ovvero di essere stata aggredita dall'uomo con problemi di tossicodipendenza, che era andato in escandescenza colpendola al volto con degli schiaffi. Il 44enne, che si trovava ancora sul posto alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato tempestivamente fermato e quindi arrestato. Cambiamo decisamente argomento, perché oggi è stata aperta al traffico la tratta autostradale Ispica-Pozzallo Modica dell'autostrada A18. È un tratto di 12 km che era atteso da alcuni anni. Sentiamo Veronica Barbarino. Il presidente della regione Renato Schifani ha inaugurato questa mattina il tratto dell'autostrada Siracusa-Gela fino al casello di Modica. Oggi registriamo un momento di arricchimento del nostro sistema infrastrutturale. Per quanto mi riguarda, sono fortemente impegnato su quel solco di migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie della nostra regione. A Catania-Ragusa continuerò il lavoro ereditato di commissario, ma i lotti sono stati appaltati e i lavori stanno partendo. L'opera, con i suoi 12 km di lunghezza, completa gli 8 km messi in esercizio nell'agosto del 2021 tra Rosolini e Ispica. È una tratta che è una delle più moderne. Ci auguriamo che questa autostrada possa contribuire a dare energia e vigore all'economia di questo territorio. Un passo avanti per il completamento dell'infrastruttura. Si guarda adesso al lotto numero 9, che porterà l'autostrada fino al comune di Scicli. Per la Siracusa-Gela abbiamo ottime prospettive e se riuscissimo a reperire le risorse mancanti proprio in primavera del prossimo anno si potrebbero avviare i lavori già dal fine del prossimo anno o al massimo dall'inizio del 2025. Schifani ha parlato di un lavoro congiunto delle istituzioni e ha tagliato il nastro, affiancato dal sindaco di Modica Maria Monisteri, tra gli applausi dei tantissimi presenti. Una nota dolente sono certamente i tagli alle scuole. Saranno 95 infatti gli istituti siciliani che scompariranno il prossimo anno. L'elenco comunque è quasi pronto, anche se c'è qualche margine di trattativa. Manlio Viola. È bufera nel mondo della scuola in Sicilia. I tagli alle dirigenze scolastiche, che si traducono nella sparizione di istituti che vengono accorpati ad altri, faranno saltare fra le 93 e le 95 presidenze con relative autonomie gestionali. Per gli studenti non cambia nulla, se non la soppressione di nomi di istituti storici e in alcuni casi l'esigenza di fare qualche chilometro in più per andare a scuola, tranne qualche occasione particolare. Il piano non è ancora definitivo, ma manca davvero poco alla trasmissione dell'elenco ufficiale dei tagli. Entro la fine dell'anno il documento sarà completo. L'ultima lista è emersa dall'animata riunione di martedì scorso, nella quale Palermo ha recuperato 3 istituti, Siracusa ne ha perso uno in più rispetto alle previsioni. Il quadro adesso vede le province di Palermo e Catania al vertice dei tagli, perderanno 19 istituti ciascuna, segue Messina che ne perderà 11 e Siracusa che vedrà tagliare 10 poltrone di preside nella provincia.
Non si sta meglio invece in altre province come Agrigento e Trapani, più piccole, che vedono sparire 9 istituti ciascuna, 7 a Caltanissetta, 6 a Ragusa, 5 a Enna. A Catania scoppia il caso dell'accorpamento dell'aeronautico Ferrarin al Nautico Duca degli Abruzzi per far nascere il polo dei trasporti. Qui gli studenti avranno delle difficoltà. A Palermo gli istituti di Mondello e Partanna diventano una scuola sola, lo stesso per le scuole medie dei quartieri popolari. A Siracusa sollevamento popolare, ma anche del sindaco che annuncia che si metterà di traverso rispetto a questo piano. A Caltanissetta l'idea strana di accorpare le 2 scuole di San Cataldo ad altri 2 istituti del capoluogo Caltanissetta e non fra loro. Su tutto il numero complessivo che dice come la Sicilia sia pronta alle indicazioni centrali. Roma chiedeva 93 tagli, i sindacati avevano individuato soltanto 33 possibili accorpamenti. Palermo ne propone addirittura di più, 95. La battaglia sembra essere ancora alle schermaglie iniziali. Vaccinazione anti-influenzale ma anche anti-Covid. Parte anche a Catania la campagna nelle farmacie. Sono 50 quelle che fino ad ora hanno aderito. Sentiamo Tonino De Mana. È scattata anche nelle farmacie di Catania e provincia la campagna di vaccinazione contro influenza e Covid, una doppia opportunità resa possibile dal protocollo stilato il 6 novembre scorso tra l'assessorato regionale alla salute e Federfarma Sicilia. E sono tanti i catanesi, soprattutto anziani, a rispondere alla chiamata presentandosi o telefonando in farmacia. Il vaccino anti-influenzale viene somministrato gratuitamente nelle farmacie ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è fortemente raccomandato alle cosiddette persone a rischio. Fondamentale perché la vaccinazione permette di superare più facilmente queste eventuali patologie, quindi c'è la necessità di una protezione semplice con una vaccinazione che è molto facile da attuare. Nelle farmacie abbiamo già attivato in questi giorni la possibilità di effettuare anche la vaccinazione sia antinfluenzale che contro il Covid con i vaccini aggiornati a quest'anno. 13 di dicembre già sono prenotato per il vaccino antinfluenzale. Io sono prenotata già dal mio medico curante. Si è vaccinata per l'antinfluenzale? Sì, la settimana scorsa. E ora sto chiedendo quello del Covid. Contestualmente alla vaccinazione anti-influenzale i cittadini potranno ricevere gratuitamente anche il vaccino anti-Covid. È stato anche appurato che è possibile, quindi normalmente si fa in un braccio uno e l'altro braccio l'altra vaccinazione, quindi è anche possibile fare questo. L'elenco completo delle farmacie presso le quali vaccinarsi è possibile è sul sito aspct.it. E adesso ci occupiamo di cybercrime, ovvero il crimine informatico. In questura Catania è stato siglato un protocollo per proteggersi proprio da questo tipo di crimine. Il servizio. È stato siglato in questura a Catania un protocollo d'intesa tra la Polizia e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. L'accordo è stato firmato dal dirigente della Polizia Postale Sicilia Orientale Marcello Labella e dal presidente di CNA Floriana Franceschini alla presenza del questore Giuseppe Bellassai. Uno strumento di prevenzione fondamentale, come conferma Marcello Labella. Ricordiamo che solo il nostro territorio ha avuto oltre 330 attacchi hacker alle imprese e piccole imprese, quindi questo è un dato che non dico allarmante, che però deve puntare affinché noi abbiamo un'attenzione maggiore verso questo mondo. La convenzione si ispira al principio di sicurezza partecipata al fine di assicurare in via sinergica ed efficiente le risorse del sistema paese a vantaggio dell'intera collettività. E adesso ci fermiamo per una pausa, rientriamo tra poco occupandoci del lungo ponte dell'Immacolata. Siamo tornati in studio, un'occhiata alle agenzie. Dopo la sospensione da parte del Presidente della Regione Schifani, anche la Procura della Corte dei Conti di Palermo si interessa del concorso per 46 agenti forestali, aprendo una inchiesta. Il concorso, lo ricordiamo, è stato annullato dopo il sospetto di irregolarità che avrebbe visto peraltro in testa alla graduatoria ufficiosa Alessio
Maria Salerno, il figlio dell'ex dirigente della Forestale Giovanni Salerno, che prima di andare in pensione ha nominato la commissione esaminatrice del concorso. Adesso ci occupiamo, come dicevamo prima della pausa, del lungo ponte dell'Immacolata. Saranno tanti gli italiani ad andare in vacanza. Tra le città più gettonate c'è anche Catania. Sentiamo. Io sto partendo, andrò in vacanza a Budapest. Pronti, partenza via. Il lungo ponte dell'Immacolata è arrivato. Un fine settimana allungato che chi può trascorre in vacanza. Grazie al ponte dell'Immacolata avevamo qualche giorno libero, quindi siamo venuti qua. Arriviamo da Monza, siamo sbarcati ieri a Catania, facciamo Siracusa, poi andiamo a Noto, Marzamini, Ragusa. Un italiano su 2 ha prenotato 2 mesi fa per un ponte che in molti trascorrono nella propria regione. Secondo i Dreams, la meta italiana preferita è Milano, seguita da Catania, Roma, Palermo e Napoli. Nelle classifiche la Sicilia non manca mai. Fortunatamente il clima è migliore rispetto al nord, dove già avevamo guanti, cappello. È praticamente impossibile guidare, a mio avviso, quindi questo è un aspetto che inquieta molto. Però la storia, la cultura, la cucina... Cucina ottima, anzi siamo qui per questo, anche tra le tante cose. Sole misto a qualche nuvola, ma con temperature basse. È il meteo previsto per questi giorni, anche se da domenica la colonnina di mercurio dovrebbe tornare a salire. La voglia di scoprire nuovi posti è tanta. La Sicilia è molto bella, è un posto meraviglioso. I like it. Non tutti però andranno in vacanza, c'è anche chi resta a casa. Non partirò e mi riposerò da questa freneticità della vita di ogni giorno. Quindi io sto a Siracusa. Arrivato il giorno dell'Immacolata, il Natale è vicinissimo. E in occasione del Natale si moltiplicano le iniziative presentate, oggi quelle della MTS e del Consiglio Comunale di Catania. Sentiamo Desiree Ferlito. Anche quest'anno l'azienda metropolitana MTS promuove la mobilità sostenibile con l'uso dei mezzi pubblici in occasione del Natale. Tramite l'acquisto di una card virtuale con l'applicazione FCE permette l'utilizzo di tutti i mezzi pubblici AMTS ed FCE nell'arco dal 6 dicembre al 6 gennaio a soli 10 euro. Gli appuntamenti non riguarderanno solo la mobilità, ma toccheranno anche il campo dell'arte e dello spettacolo, come ad esempio il Christmas Cirque Bus, con esibizioni itineranti di artisti di strada e spettacoli per grandi e bambini, che andrà di quartiere in quartiere dall'8 al 23 dicembre in collaborazione con diverse compagnie di arte e spettacolo, dall'Opera dei Pupi ai giocolieri ai cantastorie. Fa ormai parte della tradizione AMTS trasportare il Natale in città per regalare attimi di serenità, gioia, allegria a grandi e piccini. Tra gli eventi natalizi che saranno organizzati in giro per la città di Catania, presentati stamattina al Palazzo degli Elefanti delle iniziative solidali finalizzate alle fasce più deboli della popolazione. Il Consiglio Comunale, che rappresenta la città nella sua interezza, volge il proprio sguardo a chi più è in sofferenza. Sabato 16 dicembre un pranzo a favore dei cittadini più disagiati che verranno ospitati presso la corte del Palazzo degli Elefanti. Screening gratuiti specializzati rivolti a favore della cittadinanza è il progetto Befana in collaborazione con Lions Club Catania, che prevede la donazione di dolci e giochi ai bimbi meno fortunati, perché sia un buon Natale per tutti. Ficarra e Picone hanno scelto Catania per la prima nazionale di Santo Cielo, il loro nuovo film che dal 14 dicembre potrete vedere al cinema. Il tour di presentazione continua e la città etnea, dove è stato girato gran parte del film, è il loro banco di prova. Eva Spampinato. Buonasera, Ficarra e Picone tornano a Catania, dove negli scorsi mesi hanno girato Santo Cielo, il loro nuovo film, l'8º, con la regia di Francesco Amato, e scelgono il pubblico catanese per vedere la pellicola per la primissima volta in sala con gli spettatori. Ci sembrava giusto a Catania, visto che ci ha ospitato ed è una protagonista del film, anche se materialmente non si dice mai Catania, ma viene fuori una città bellissima, che ha contribuito molto all'immagine da favola di questo film.
Venga messo a verbale che l'Assemblea ha deliberato per l'invio di un nuovo Messia. Questo angelo che scende sulla terra per fare arrivare il nuovo Messia deve toccare con la mano il ventre della nuova Madonna, della nuova prescelta, sbaglia e tocca me. E quindi lo metto incinto. Quindi io divento inconsapevolmente il nuovo Madonno. Allora salutiamoci, è stato un piacere agguantarti. Ma quello è deficiente! Sono un professore di matematica, bigotto, maschilista e tutto, e incontrerò l'amore, proverò questa sensazione unica della gravidanza, incontrerò l'amore. Non posso aver messo incinta un maschio, è vero? Che era un'idea talmente folle che ci abbiamo voluto riflettere tantissimo, però è un'idea, quella dell'uomo incinto, che ha dato lo spunto, la possibilità per parlare, come diceva Salvo, dell'amore, dell'amicizia, delle donne, perché lui è un personaggio che all'inizio del film è maschilista, ha un'idea proprio bigotta delle donne, del matrimonio, e chiaramente la maternità un po' lo cambierà. Il duo siciliano si lancia nella sfida del film di Natale, con un film ambizioso che dispensa riflessioni e risate tra sacro e profano. Provocatori sì, ma con rispetto. Si può dire che hai partorito al Garibaldi? Partorirà al Garibaldi. Chi lo sa, chi vede il film fino alla fine poi vede. Ti devo salutare perché devo andare a fare una cosa molto importante. E ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio. Siamo tornati in studio con il calcio, torna il derby fra Messina e Catania. I giallorossi inseguono un risultato positivo per la corsa salvezza. I rossazzurri vogliono riprendere il discorso interrotto con la vittoria dopo l'1-1 interno con la Virtus Francavilla. Sentiamo Marco Carli. Manca dal 2021 e l'attesa c'è, come inevitabile che sia. Messina-Catania è stato vissuto in tutte le categorie, dalla Serie A fino ai dilettanti, e sabato ci sarà un nuovo atto con il Catania che ha una nuova società e da poco un nuovo allenatore capace di stimolare il gruppo, anche se ci sono ovviamente ancora tanti fattori da sistemare. Sarà importante il mercato di gennaio, ma intanto si pensa al presente perché Lucarelli è stato chiaro, vuole arrivare il più in alto possibile alla fine di dicembre per poi coltivare le speranze e magari il sogno dal girone di ritorno in poi. La partita con il Messina in questo tragitto ha un valore importante perché dopo 2 vittorie consecutive la Virtus ha interrotto parzialmente la corsa dei rossazzurri, al di là delle tante occasioni create dagli etnei. A proposito di occasioni, diventa fondamentale la presenza in tal senso di Di Carmine. Lui vuole esserci e il tecnico ovviamente conta sul bomber. Trapela ottimismo, anche se saranno decisivi gli allenamenti di fine settimana in cui l'attaccante testerà definitivamente le sue condizioni dopo il riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva fermato nella partita col Monterosi. Con lui e con Sarao, rientrato dalla squalifica, l'attacco del Catania sarà di sicuro con più armi rispetto alla gara con la Virtus Francavilla. I problemi del Messina invece sono in difesa fermo Lia, con Polito squalificato, mancherà anche Buffa mentre torna disponibile Franco. I giallorossi hanno ripreso a respirare a Teramo col Monterosi dopo 5 sconfitte consecutive, una vittoria che ha fatto bene al morale. Sarà una festa con un pubblico maggiore rispetto al solito a Messina, ma non da pienone. Il Franco Scoglio ha un'agibilità di 7.000 posti. Come noto non ci saranno i tifosi del Catania, trasferta vietata per i residenti nella provincia etnea. Con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per averci seguito e buona serata.